mi scuserete se vi ho chiamato per questo chiarimento, ma lo ritenevo assolutamente necessario alla luce di una serie di vicende che in questi ultimissimi giorni si sono consumate sul versante della squadra di calcio della nostra città che ci rappresenta in Lega Pro. Serve un po' riavvolgere il nastro, perché vedo per esempio che sui social, e non solo sui social, anche sulla carta stampata, perché forse si dimentica la storia per com'è e dove siamo in questo momento. Cioè io mi consentirete velocissimamente, in maniera sintetica, di fare un minimo di riavvolgimento del nastro, pronti a interrompermi nel momento in cui io dovessi eventualmente dire delle cose che non sono esatte, o che ci sono delle inesattezze, oppure dei ricordi miei che non sono adeguati. Quando noi entrammo al Palazzo di Città, la questione di fondo che avevamo sul tavolo, sul versante della nostra società di calcio, era il fatto che Enel Sole, società del gruppo Enel, che era sponsorizzatrice della nostra società della nostra squadra di calcio, aveva chiesto per il tramite dell'Agragas di realizzare l'impianto di illuminazione dello stadio come sponsorizzazione da avvalere, diciamo, su questo contratto che prevedeva una porzione di sponsorizzazione, per così dire, in quota ordinaria per la gestione della società vera e propria, e l'altra quota invece era relativa all'impianto di illuminazione. Il tema era che il Comune non riusciva a pronunciarsi su sta convenzione, e il dibattito a cui abbiamo assistito prima, credo che data dico 10 mesi per restare dentro, siccome ho le carte e anche gli articoli di stampa, se posso dico che questa polemica durò oltre un anno. Bene, nel giro di 28 giorni dall'insediamento e nel giro di 16 giorni dal momento in cui fu riformulata all'amministrazione la proposta dell'intervento, perché c'era una serie di elaborati che non andavano bene, il Comune in 16 giorni si è pronunciato autorizzando i lavori da parte dello sponsor. Dopodiché i lavori dovevano iniziare, a un certo momento, e decorrono infruttuosamente, credo, o 2 o 3 mesi, decorsi infruttuosamente questi 3 mesi, a un certo momento ci siamo sentiti di chiamare la dirigenza per dire partono o non partono i lavori? Un attimo, perché c'è qualche cosa da modificare. La cosa da modificare che cos'era? Che nel frattanto la società aveva ritenuto che la sponsorizzazione integralmente doveva essere considerata in quota ordinaria, cioè per le spese di funzionamento della società, e che quindi l'impianto di illuminazione non doveva più essere fatto dallo sponsor Enel per mano di Enel Sole, ragione per la quale Agragas chiedeva di fare una convenzione al Comune per realizzarlo direttamente. Bene, viene una prima proposta. Dopo questa proposta, nel momento in cui l'abbiamo esitata con l'ufficio tecnico, allora gliene do merito, c'era l'ingegnere Principato, per dire tutte le cose come sono, in tempi veloci, come potrà riconoscere la società, consegnammo a Tirri già la condizione per poter andare a operare. Ci fu detto no, un momento, questo subito dopo 20 giorni ci fu detto non possiamo iniziare perché qui c'è da modificare la convenzione, nel senso che noi non siamo nelle condizioni di farlo personalmente, perché avevano un problema, diciamo, societario, quindi non ci sentiamo di scrivere delle garanzie personali come soci della società, per cui chiediamo al Comune, e venivamo, è bene farla questa digressione, venivamo da aver fatto 8 giorni prima su questo tavolo una comunicazione alla città dello stato di indebitamento del Comune. Ci si disse no, però noi non lo possiamo fare, bisogna che il Comune faccia la fideiussione. Il che fu un'operazione di messa in difficoltà per l'amministrazione comunale, dati i conti come erano. Bene, ciò nonostante siamo riusciti a
andare incontro alla società, facciamo la fideiussione. Si va in consiglio comunale, è storia che conoscete, tra contestazioni di alcune parti politiche, il consiglio comunale alla fine a maggioranza approva la convenzione che prevedeva tra le altre cose in capo al comune di Agrigento la fideiussione in caso di mancato pagamento da parte della società. Vi ricordate le polemiche che furono fatte contro l'amministrazione, però i fatti sono questi di qua. Dopodiché l'impianto doveva essere realizzato. Ricevemmo, credo 4 mesi dopo, ho ricevuto una bella visita del direttore generale di allora, con una signora e un signore che erano al seguito suo. Mi si disse: guarda che noi non solo vogliamo fare l'impianto di illuminazione, ma vorremmo anche fare l'impianto sintetico. Dico, quando me lo formalizzerete, lo scriveremo nella convenzione e riadeguiamo la convenzione. Evidentemente questo, diciamo, fu una cosa che a me fece molto piacere, perché significava veramente traguardare un orizzonte importante, un bel progetto sulla squadra. Da allora ad oggi che cosa è successo? È successo che No, Sindaco, perdono, la seconda convenzione è indicata. La convenzione torna in Consiglio Comunale perché la Vegas la voleva leggermente rettificata, eliminando una parte della copertura assicurativa. Esattamente. Era troppo gravosa, bravissimo. Sì, questo l'avevo già scurato, per non dire che io non voglio... Si ricorda benissimo. E ritornammo in Consiglio Comunale, togliemmo questa clausola che veniva ritenuta gravosa, ma non fu facile toglierla, se lo ricorderà Schicchi, che è giusto ricorda l'evento, perché il responsabile degli uffici finanziari poneva alcuni elementi, diciamo... Non possiamo noi esporci per conto società che esatto. Un capitale sociale è 5.000 euro, quindi esattamente. Diciamo, può avere un chiosco di panini e poco altro. Bene. Il giorno 4 agosto del 2017 a noi viene comunicato dalla società l'avvio dei lavori allo stadio, per cui ad oggi, siamo nel mese di settembre, il 4 agosto 2017, nota protocollo 61682. Cita la nota 61682. Per cui in questo momento per noi ci sono i lavori in corso. Io non posso andare lì a dire non fate lavori o andare a fare l'impianto, perché devo mettere in piedi atti amministrativi. Frattanto, che cosa è accaduto? Che noi abbiamo dovuto approvare il bilancio di previsione in giunta e il piano triennale delle opere pubbliche. Siccome non abbiamo più avuto notizia di manto sintetico, col dirigente competente e con amico ci siamo detti, visto che non possiamo mettere l'impianto di illuminazione, perché giustamente dice il dirigente, come mettete l'impianto di illuminazione se i lavori sono in corso? Cioè fate un falso che non possiamo fare, però siccome è fuori convenzione il sintetico, mettiamo nel piano triennale il sintetico. Non è vero che noi siamo stati silenti rispetto alle dinamiche delle societarie, perché di fronte a un atto di questo tipo andare in pressing significa, nel momento in cui ci è stato detto sin dal luglio di quest'anno e fino a ieri mattina che ci sono delle trattative in corso, è evidente che se il Comune entra a gamba tesa, disdettando noi la convenzione, la parte che è interessata eventualmente, perché noi non conosciamo queste dinamiche, acquistare l'Acregas, un conto che tu acquisti una squadra di calcio senza che ha lo stadio, un conto che l'acquisti avendo una convenzione dove può andare a giocare, ed è quello che mi sostiene anche la dirigenza, tanto per non fare nomi, l'avvocato Caponnetto dice: ma vi rendete conto che se voi fate degli atti contro mettete in difficoltà la società? E noi non le possiamo mettere in difficoltà la società, perché significa veramente precludere eventuali trattative che in questo momento hanno in corso. Parentesi, non vi sarà sfuggita che da qualche parte di consiglio comunale, in particolare una unità di consiglio comunale, ha minacciato il sindaco di esposti alle Corti dei Conti perché l'Acregas sta utilizzando lo stadio senza aver onorato l'impegno dell'inizio dei lavori. Premesso che ancora la fine rispetto a questo non c'è,
non credo che siamo fuori norma, così come non siamo fuori norma per un'altra vicenda, diciamocelo con franchezza. È vero che loro stanno utilizzando le utenze del comune, ma chi può dire, voi per primi, che l'Agragas non ha fatto lavori in questo momento lì allo stadio? La tribuna stampa è come quando l'abbiamo presa, quando siamo entrati noi, gli spalti sono gli stessi o l'Agragas ha effettuato dei lavori? I lavori di sicurezza, quelli all'esterno, chi li ha fatti? Li ha fatti l'Agragas. Quindi diciamo, questo è nel tentativo, diciamo, di attaccare a volte l'amministrazione, si guarda col paraocchio e non si vede come stanno realmente le cose. Gli spogliatoi dove sono stati fatti i lavori, alle strutture, agli impianti che erano inesistenti di elettricità, la sala antidoping, quindi diciamo, vedo anche da questa parte una serie di polemiche che onestamente non stanno in piedi. Però ci tenevo a raccontarvi tutto questo perché vedo che il sindaco sta in silenzio rispetto al fatto che si va a giocare fuori. Cioè, se qualcuno ci suggerisce di fronte a una nota che ci dice noi stiamo iniziando i lavori e non diffidateci perché noi stiamo cercando di uscire fuori in questa trattativa, qual è la colpa che si deve al comune? Cioè di aver esitato tutte le volte che ci è stato detto di fare una convenzione in tempi record delle richieste che ci ha fatto la società? Credo che, diciamo, obiettivamente ingiusto, ingeneroso. Per cui tutte queste operazioni che vedo scritte su Facebook, è vergognoso parlare senza conoscere i fatti. L'unica cosa di vergognoso che c'è è che si parla senza conoscere i fatti. È il tempo delle fake news, ognuno dice una cosa, si inventa una stupidaggine e poi tutti vergogna che cosa? Allora io ci tenevo a rendere questa comunicazione completandovi l'informazione con questo. Di fronte a, come fermi non possiamo fare, perché poi è un fatto che sta proroga non gli è arrivata, per carità, ci sono anche argomenti perché non viene approvata una proroga, non può durare 2 anni. La proroga all'uso dello stadio te la danno per un tempo che deve essere corto, dopodiché non è che per durare 2 anni. E se non dai contezza che materialmente le opere per cui ti sei impegnato le vai a realizzare. In tutto questo, una parentesi e poi completo l'informazione, vi ricorderete che la seconda clausola che non ci faceva giocare ad Agrigento, oltre all'impianto di illuminazione, erano i quindicinali chioschi intorno allo stadio, per cui io mi ricordo qua, questa cosa non si potrà fare mai, non potrà giocare mai la Cagassa ad Agrigento, perché nessuno li smuoverà da lì. Ma quell'operazione, credo, grazie a tutti quanti, nessun merito a chi sta parlando né all'amministrazione comunale, però è un fatto che siamo riusciti a liberarli. Inizio della prossima settimana, siccome pare che queste trattative di cui sento parlare attraverso la stampa, da notizie smozzicate, vanno avanti, noi ad inizio della prossima settimana ci incontreremo con la società su richiesta nostra che abbiamo già fatto per fare il punto della situazione, perché è evidente che se questo è congruente a fare in modo che si chiuda positivamente una trattativa, noi faremo di tutto perché ciò vada in porto dal punto di vista, diciamo, della disponibilità del comune rispetto agli atti che gli sono propri. Rispetto agli atti che gli sono propri, siamo chiari. Se tutto questo poi dovesse andare in una direzione che invece è diversa, io dichiaro sin d'ora che noi, a seconda, diciamo, di quello che ci verrà detto dall'Agragas, estrema ratio, saremo nella condizione di dover chiedere inevitabilmente la rescissione di questa convenzione, dopodiché sarà il comune a incaricarsi di fare l'impianto di illuminazione, cioè troveremo il finanziamento relativo e da questo punto di vista sarei moderatamente ottimista. Andremo in consiglio comunale con una variazione di bilancio a iscrivere nel piano triennale la realizzazione per conto del comune dell'impianto di illuminazione che oggi non c'è nel piano triennale, proprio perché è un'opera di terzi. E quindi i tempi? No, i tempi non c'è che vai all'appalto, i tempi sono reperimento del finanziamento, il bilancio che deve essere approvato e deve essere scritto in bilancio, la posta,
e il piano triennale, quindi quando viene approvato in bilancio. Una volta avuti questi atti, siccome un progetto lo abbiamo, che è da verificare, da aggiustare, da sentire gli altri organi, a quel punto potrebbe anche essere messo in gara, quindi con i tempi della legge e dell'amministrazione, che non sono i tempi né di Bosio né di Vitellaro e neanche di Firenze. Calcolo che sono risposta breve, perché se nel frattempo il piano per il consiglio e legge il referendum non Beh, infatti ho chiesto giù. Si salta un turno Esattamente, si salta un anno. Ecco perché dico a lunedì vediamoci e ci dite quello che dobbiamo fare. Cioè se i lavori non sono in corso, ci dite non sono più in corso, la nuova compagine non è in condizioni di farli, qualcuno li dovrà fare e si rimodula la convenzione. Lo scorso anno a firma congiunta con Amico avete perorato la causa in Lega, no? Per la proroga, che poi vi è stata data, o sbaglio? È un'operazione che io non ho seguito, perché bisogna essere, sì, l'avrà seguita forse Amico, ma certamente la seguì Tirri, quindi diciamo il nome e cognome. Tu e Amico avete firmato una nota indirizzata alla Sì, Lega. però io ho fatto l'atto formale che mi è stato richiesto dall'ACRA. No, non c'è stato chiesto. L'anno scorso mi fu chiesto con nome e cognome da Peppino Tirri, mi disse noi abbiamo già parlato con la Lega. Siccome il ritardo è nostro, il comune ci dà una mano, se la sente il sindaco di fare una nota. Quest'anno lo rifareste se... Ma assolutamente. Sindaco, scusa, la rescissione, tu parlavi di rescissione. Non solo, lo farei. Se serve, così come ho comunicato a qualche dirigente, scusami Arturo, a qualche dirigente, al di là della nota, se mi danno tempi certi sull'inizio e sulla realizzazione, io sono disponibile a recarmi con i dirigenti dell'Agragas nella sede nazionale del Ho capito. Appunto perché mi consta che a fronte di una istanza come quella dell'anno scorso si potrebbe prendere da parte della Lega l'idea di nuovamente dare la proroga, perché non è vero che la proroga si dà solamente per un anno, non è scritto da nessuna parte, no, non è scritto da nessuna parte, si può sempre dare se loro si convincono, perché ma passa attraverso la rescissione del contratto e il fatto che ci prendiamo l'impegno. Io parlavo... No, rendiamo di più. Se la fanno loro, magari. No, con la del comune. Ho capito io. No, indipendentemente dalla soluzione, noi siamo disponibili a farla la richiesta, ci mancherebbe. Ma che comporta la rescissione del contratto eventualmente tra le parti? Niente, si conguaglieranno le relative spese e si ridefinisce la convenzione, perché non è che significa che ognuno va per conto suo, l'Agragas è della città. Non è che possiamo pensare che voltiamo le spalle, siccome non hanno onorato gli impegni, voltiamo le spalle e diciamo alla morte. No, l'Agragas è della città. Vorrà dire che in base alle esigenze della società ridefiniremo la proposta di convenzione nel verso che la società riterrà, evidentemente dentro limiti di compatibilità dal punto di vista di legittimità contabile e amministrativa. Quindi da questa stampa emerge che il comune dà la volontà ad effettuare eventualmente l'impianto di illuminazione con i tempi della pubblica amministrazione. Questo lo sto dicendo estrema ratio, diciamo, saltando qualche eventuale domanda che c'era, perché rispetto allo stato dell'arte è questo. Certo. Ad oggi c'è una comunicazione di inizio lavori, siamo fermi a non chiedere la rescissione della convenzione perché risulta che ci sono delle trattative in corso, come mi è stato confermato ieri sera e fino a stamattina, per cui la eventuale iniziativa da parte del Comune non potrebbe che risultare deleteria rispetto alle iniziative in corso. Cioè io ho un presentatore, telecamere, però oppure la struttura televisiva e come si chiama? Gli impianti, che se io dico che te le tolgo non ha più valore, quindi Schicchi sicuramente non se la compra a quel minuto. Vabbè, le collezioni a €1. Però voi potreste fare una verifica anche di questo inizio lavoro. Noi sappiamo, non è che ma non la verifica lo sappiamo che non hanno iniziato il lavoro. Non è che lo sappiamo che non hanno iniziato. Però oggi noi dovremmo dire, non li hai fatti fino a questo minuto, siamo a settembre, l'inizio dei lavori è di agosto, quant'era il tempo dei lavori? Mi pare possiamo vedere, perché quindi ancora stanno dentro i tempi, loro potrebbero cominciare domani mattina, fra 15 giorni,
potrebbero farlo. Scusa Sindaco, lei parlava che avevate già un impianto, un progetto fatto. Il progetto è quello che ha presentato l'ACRA, ragazzi, che è qua. Sì. Io per aver capito che c'era un progetto fatto, No, o l'ha presentato, è quello che ha presentato questo Questo è che è stato autorizzato dalla sovrintendenza, dal comune e da No, tutti. io avevo capito che ce n'era può fare una un marcia precedente. Trovare un'intesa non è difficile sul progetto, Sì. è stato approvato dalla sovrintendenza che era importantissimo. E Quindi... a quanto ammonta realmente questo? No, questo è un progetto, allora il progetto è di natura edilizia, loro hanno chiesto autorizzazione per realizzarlo. Qua non si parla di costi. Quello è un altro discorso. L'unica cosa che diciamo come elemento che dà un'idea è la richiesta di fideiussione che noi nel momento in cui ci viene chiesto dall'Agregas dovremmo accendere, che è dell'ordine mi pare 450.000 euro, Che è circa il progetto. che è circa il valore del progetto. Come se qualcuno aveva fatto l'ipotesi anche di mettere dei pannelli solari sul tetto, è un'ipotesi scartata questa che eventualmente... Cioè, non l'hanno presentata. Dico, no? No, non l'hanno presentato, non è questo. Cosa? Non ho sentito, Francesco. No, chiedevo la comunicazione che loro hanno fatto all'inizio lavori, riguardava quali interventi? Questo, L'impianto di illuminazione, questo progetto qui. Compreso anche il mantervoto in... No, il manterboso a parte, non l'hanno chiesto ancora. era quello che serviva. Quindi per Sindaco, lei ci l'autorizzazione. conferma la volontà da parte della società che c'è, non la volontà, quel fatto che loro dicono che ci sono già delle trattative in corso, che andando via Giavarini... Ma questo lo dovete chiedere a diciamo, loro. Le notizie squadra... che a me arrivano sono di questo tenore qui. Io devo dirvi di più. Credo il 5 e il 6 di settembre ricevetti una telefonata dal presidente Giavarini. Sì. So che ad Agrigento ci sono 2 procuratori e che tu stai incontrando procuratori. Dico, senti, io mi trovo fuori Agrigento. Non incontro procuratori per la semplice ragione che io non sono né sensale né mediatore di squadre di calcio. Faccio il sindaco della città e mi voglio limitare a fare questo. Poi se riesco nella mia veste istituzionale a darvi una mano con grande piacere. Quindi io non conoscevo questi procuratori, non so chi siano, non so chi sia il Dante Causa. E poi lui, bontà sua, lo ringrazio perché è un atto di stima e di fiducia e che gli ricambio in questa sede. Scrisse anche un comunicato stampa e me lo mandò con una mail in cui mi diceva: guarda, io consegno a te le quote della società in modo che tu cerchi. No, non è questo. Ora vedo che opportunamente ha dato delega all'attuale presidente, cosa che è corretta, la devi dare al presidente della società. Però dico, quando ci fu il famoso annuncio delle quote a €1, tutto in saldo alla Lidl, non vi ha mandato le carte. Cioè voi che siete ancora aspettando che tutto il fascicolo delle quote azionarie, della situazione debitoria. Cioè, diciamo, no, io non sono entrato in queste vicende, non le conosco. Per una fase poi siete rimasti in attesa di comunicazione da parte della società ragazzi, che non sono mai arrivate. Ma per cosa? Per le trattative? No, in generale, quando Giovanni disse vi cedo alla città di Agrigento le quote a €1, no? Famosa provocazione di un annetto fa circa. Poi non l'ho seguita, non l'ho seguita. Poi un amico si occupò di chiedere all'Agregas le carte, cioè sì, puoi darmi le quote €1, dammi anche le carte e vediamo la situazione qual era. C'erano i famosi €130.000 che aveva dato lui alla società e che non dovevamo rientrare. Quindi avete fatto anche qualcosa in più rispetto a questa fase, però non mi pare che abbia funzionato. Però qua adesso il punto era fare chiarezza sullo stato delle cose per evitare, diciamo, quando c'è confusione e non c'è chiarezza, le soluzioni non sono dietro l'angolo, cioè si crea il polverone molto spesso apposta. Allora togliamo questo polverone, diciamo le cose come stanno in maniera chiara, dopodiché è inevitabile che l'amministrazione intenda avere l'interlocuzione con la società, sapendo le difficoltà che sono note, sono state comunicate che ci sono, e per quanto ci riguarda, ribadisco, nell'ambito di quello che è il nostro compito istituzionale, intendiamo assolutamente dare una mano, trattandosi di patrimonio della città, che l'Agregas è patrimonio della città.